E credo che che sia stata un'ottima idea, ma venire a dare l'invito a che dei ragazzi possano venire qua a dipingere, così quando arrivano a scuola non ci sarà come posso dire, una stanza tutta bianca, sarà un po' allegra e colorata. Con pennelli, rulli e secchi di colore, come fossero dei veri professionisti, i giovani studenti dell'Istituto Comprensivo di Ponzano, coordinati da insegnanti e genitori, hanno dato vita al progetto Dipingiamo la scuola, tra aggregazione e inclusività, per restituire un po' di colore ai bianchi muri delle aule, con la gioia negli occhi e le mani sporche di bellezza. Mi sono divertito, abbiamo fatto anche un bel gruppo e è stato divertente e spero che il prossimo anno si può continuare ad andare anche sulle aule di sopra. E poi vedere gli adulti mettersi in gioco è stato importante. Penso che sia stata un'esperienza un po' strana, perché vedere per esempio la prof di tecnologia usare il rullo sui muri è stato un po' strano. Il progetto fa parte del più ampio benessere e senso di appartenenza che intende dare più proposte formative ai ragazzi. L'idea di fondo era un lavoro fatto dagli insegnanti con i genitori e i ragazzi, quindi perché la scuola è una comunità in cui ruoli diversi, ma tutti lavoriamo per stare bene e per creare un ambiente condiviso. Uno dei punti chiave è anche l'aspetto psicologico ed emotivo dell'apprendimento. Farlo in un ambiente bello, colorato e creato insieme credo possa beneficiarne anche poi l'apprendimento e quindi la didattica. Entusiasta anche il sindaco, che con poca spesa e molta resa ha unito felicemente una comunità. Hanno compreso la necessità di essere un'unica comunità, che non è solo quella di un'amministrazione che costruisce un edificio o di una scuola che insegna ai ragazzi la loro crescita culturale ed educativa, ma anche di essere uniti nel mantenimento di un bene che appartiene a tutti, e avere una scuola bella e colorata fa bene a tutti. Ma la cosa più bella di questa esperienza? Sporcarsi insieme, ma vedere come i ragazzi erano entusiasti, insomma, di partecipare, di dare una mano a fare qualsiasi cosa, anche le semplici pulizie.